Pochi abiti addosso, nessun documento, solo un orologio di lusso. Con questi pochi elementi i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo trovato privo di vita in una piscina di un hotel dismesso di Abano Terme. Un particolare che combaciava con una denuncia di scomparsa fatta lunedì mattina a Selvazzano da una famiglia che da qualche giorno non aveva notizie del figlio. Il corpo è di Marco Bernardini, 37 anni, imprenditore di Abano Terme. I genitori lo avevano visto per l'ultima volta giovedì della scorsa settimana, poi il giovane era stato notato venerdì in un bar di Sarmeola e poi aveva pernottato in una camera di un altro hotel delle Terme, da dove era stato visto uscire senza più fare ritorno. Cosa sia accaduto poi resta un mistero. La morte, da un primo esame del corpo, sembra risalire a qualche giorno fa. Non ci sono segni di violenza, ma questo non esclude certo il coinvolgimento di terzi. I carabinieri vogliono capire se il 37enne sia arrivato all'hotel Firenze solo o se sia stato portato da qualcuno. Tutte le ipotesi restano aperte, dal suicidio al tragico incidente. Solo l'autopsia disposta dalla procura per i prossimi giorni potrà fornire elementi importanti all'indagine. Il corpo senza vita di Bernardini è stato ritrovato lunedì sera dal curatore fallimentare dell'hotel Firenze, un albergo chiuso da anni e attualmente all'asta. Durante il suo consueto giro di controllo ha notato il cadavere nella piscina piena di acqua piovana e ha subito allertato i carabinieri.